Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle nostre frequenze di Radio Conegliano e Veneto Globo. Oggi ho il piacere di avere mio ospite il signor Severino Dalbò, che è il presidente della Confartigianato di Conegliano, il quale ha espresso il desiderio di fare gli auguri ai suoi collaboratori, ai suoi associati e ai cittadini. Quindi io saluto Severino Dalbò e passo subito la parola a lui. Prego Severino. Grazie Carmen, grazie a Veneto Globo e Radio Conegliano per l'opportunità che danno a me e all'associazione che rappresento, l'opportunità, dicevo, di fare gli auguri ad ascoltatori, imprese e cittadini tutti. Siamo verso la fine dell'anno, è tempo di bilanci, è tempo di analisi e se devo guardare ad un augurio per il 2018, alcune riflessioni mi piacerebbe farle. Penso prima di tutto a tutti i cittadini e tutte le imprese che sono state coinvolte nella triste vicenda delle banche popolari venete, che tra l'altro in questi giorni nello switch con Banca Intesa si trovano ancora più in difficoltà. L'augurio è quello che nel prossimo anno la magistratura possa completare il suo corso e quello che è stato tolto possa, per quel che è possibile, tornare nelle mani di imprese, cittadini e correntisti. L'altro pensiero va ai giovani. I giovani sono stati un po' il filo conduttore dell'attività che abbiamo fatto in associazione nel corso del 2017. Abbiamo organizzato EcoSpeed, un concorso con le scuole medie del territorio per sensibilizzare i giovani sui temi dell'energia, dello spreco e dell'inquinamento, ma anche per avvicinarsi come attività artigiane a quelle che sono le possibili future attività lavorative dei giovani. Il nostro territorio ha bisogno dei giovani, è un territorio che sta riprendendo e quindi l'augurio è quello che i giovani possano guardare avanti e anche nel 2018 trovare quelle aspettative di lavoro che negli anni scorsi non sono state trovate con facilità. Un terzo pensiero va a tutti coloro che si trovano in situazioni di disagio, quindi non solo imprese ma anche famiglie, persone che nonostante la lenta uscita dalla crisi vivono ancora situazioni difficili per questioni economiche e personali. Come associazione cerchiamo di essere vicini anche a queste situazioni critiche, partecipando e contribuendo a quegli enti e associazioni che si occupano di solidarietà. L'associazione è anche solidarietà, prossimità, sussidiarietà, bene comune del territorio e il nostro sistema funziona anche perché siamo vicini a un territorio che in passato ci ha dato tanto e al quale vogliamo restituire. Ringrazio anche le istituzioni che permettono una convivenza sicura, una convivenza sociale nel nostro territorio e quindi le forze dell'ordine e gli enti che ci governano. Ringrazio tutti gli associati di Confartigianato, le imprese, i cittadini e a loro porgo appunto gli auguri di buone feste e di buon Natale. Il Natale mi auguro sia per tutti un momento di riposo, di unione con i propri familiari, con i propri amici, per ricaricare un po' le pile, per rigenerarci e affrontare un 2018 migliore del 2017. Soprattutto per i collaboratori che poi quando si ritorna che c'è da hai galoppare. Hai ragione, quindi dicevo prima, oltre a associati, i collaboratori sono quelli che sono il motore dell'associazione e quindi un ringraziamento sentito di cuore va a loro che tengono attivo ogni giorno questo lavoro che fa l'associazione per le proprie imprese e per i propri associati. Auguro di nuovo buon Natale, buone feste a tutti e buon 2018. Bene,
Il signor Dalbò ha terminato e allora a noi non ci rimane che salutarvi, anche da parte di Carmen Morandin tantissimi auguri di buone feste, come dice il nostro spot, che le feste siano una festa. Saluto Severino Dalbò e alla Grazie. prossima. Buona Buona giornata. giornata.